Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornato qui con noi il dottor Giorgio Sallusti, anestesista ma esperto direi di psicologia analogica e di tanto altro ancora che riguarda il nostro inconscio. Dottore, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Allora, mi fa molto piacere averla anche questa volta insieme per affrontare un altro capitolo che è estremamente importante e interessante. Il titolo che vedrete in sovraimpressione è emblematico, ci porta in un mondo di inconscio che non conosciamo, che magari molti di noi non vorrebbero neanche conoscere del tutto, hanno paura, perché mi è piaciuto anche confrontarmi, dottore, con alcune persone che hanno visto la sua trasmissione e hanno detto: ma io avrei paura di andare un po' a scavare dentro di me. Anche no, proprio c'è stato un attimo di mettere un freno, no? Perché chissà cosa si scopre, chissà cosa viene fuori, chissà quali problemi poi emergono, diventano eclatanti che non sai più risolvere. Ma allora ipnosi e vita possono in qualche modo contemperarsi e aiutarci a superare ansie, paure, nodi irrisolti, blocchi emozionali, tutto quello che ci rende difficile il vivere quotidiano? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie nuovamente per l'invito. Il titolo che ho voluto dare questa volta è l'ipnosi e la vita. Però, siccome non badiamo a spese, mettiamo anche un sottotitolo, quindi sottotitolo: i problemi dell'uomo, anzi l'uomo e i suoi problemi. Beh, c'è tutto dentro. Il titolo può però, basta aggiungere un piccolo particolare, quasi irrilevante, e si può leggere aggiungendo un accento: l'ipnosi è la vita. Nel senso che le dinamiche ipnotiche condizionano molte situazioni della nostra vita. Quali sono le dinamiche ipnotiche? Che tipo di ipnosi stiamo parlando? La psicologia analogica studia le leggi e le regole che governano le dinamiche mentali dell'uomo. E quindi oggi parleremo di turbamenti e di distonie, che stanno alla base di tutto. Cos'è la distonia? Per i non addetti ai lavori. La distonia è un dislivello, è diciamo l'opposto della eutonia. È un dislivello, quindi un senso di inadeguatezza, di insoddisfazione, che ognuno di noi percepisce nei vari ambiti in cui si gioca il gioco della vita. Si deve raffrontare, insomma. Disagio, si può dire disagio. Un disagio che può diventare un problema quando si amplifica. E quindi aggiungiamo questo accento: l'ipnosi è la vita, intendendo dire quanta importanza hanno dinamiche di tipo subliminare, inconscio, nella vita di ognuno di noi. E il sottotitolo è l'uomo e i suoi problemi. Ma anche qui aggiungiamo un piccolo accento. Diciamo l'uomo è i suoi problemi, perché ognuno di noi si identifica nei suoi problemi. Quindi diventa l'incarnato del suo problema esistenziale, no? E li vuole anche celebrare, no? Questo lo vedremo un attimo fra qualche momento. Dove nascono i problemi dell'uomo? Quando nascono. Dove e quando nascono i problemi dell'uomo? Dicono sempre nella tenera infanzia, no? Nei primi anni di vita, allora, così o no? Vede, ognuno di noi ha passato 9 mesi della sua vita in un confortevole monolocale dove non esistevano problemi, perché ogni possibile esigenza era istantaneamente compensata e si chiama omeostasi. Quindi non c'erano problemi perché ogni esigenza veniva immediatamente appagata, istantaneamente appagata, quindi il problema non c'era. E soprattutto, oltretutto, non si domandava
che cosa avrebbe fatto domani. Non c'era la consapevolezza e la coscienza, quindi manca anche questi due elementi, per cui è una specie Era di uno stato limbico, di, stato limbico. Alcuni lo chiamano il mare calmo. Non c'erano onde, non c'erano tempeste. A un certo punto ti buttano fuori da questo monolocale, ti danno lo sfratto e ti ritrovi istantaneamente a dover fare i conti con le tue esigenze, che inizialmente sono esigenze proprio di base, che sono cibo, protezione, un tetto, ma soprattutto sono esigenze anche affettive. E ti trovi in un ambiente all'interno del quale esistono, si aggirano queste figure fantasmatiche inizialmente, che sono i nostri genitori, i quali non sono ancora identificati come tali, dai quali però sono le uniche persone che possono soddisfare le esigenze del neonato. Quindi il problema dell'uomo comincia allora, e per cui noi dobbiamo affidarci a queste persone. Sono le persone a cui ci affidiamo e dalle quali ci aspettiamo cibo, protezione e affetto. Che però in linea di massima, insomma, salvo casi sventurati, vengono dati in modo... Sì. Quindi allora, questi vedi, bisogni, salvo appunto i casi... non esiste, io dico sempre, non esiste una scuola che insegna a essere genitori, non c'è. E quindi i genitori improvvisano, danno generalmente, spero, il meglio di sé, ma non sempre accade questo. Perché noi siamo abituati a correlare uno stato di disagio a una mancanza. E non è così. Perché uno stato di disagio può essere correlato anche a un eccesso. E io definisco il turbamento base, il primo grande turbamento che noi viviamo nella nostra vita. Allora noi dobbiamo affidarci a questi soggetti, e i quali andranno a compensare in maniera più o meno efficace le nostre esigenze. Queste esigenze possono essere percepite come non rispettate, non compensate, quanto ognuno di noi avrebbe voluto che fossero. Quindi ognuno di noi è fatto in modo diverso fin dalla nascita. Soggettivamente è una percezione. E quindi può darsi che l'affetto che viene dato da un genitore non sia sufficiente, non sia nella modalità corretta per quella persona. Sia il modo che il momento. Certo, non viene recepito nel modo corretto. Ma può anche accadere che queste esigenze siano troppo compensate. Quindi ricevere troppo? Perché c'è una famosa frase che dice: tremendo è desiderare e non possedere, ma tremendo è anche possedere e non desiderare. Dipende dai momenti e dalle situazioni, e ovviamente tutto questo avviene a livello sensoriale. Non c'è ancora la razionalità che ha vissuto delle esperienze e che permette poi di fare riflettere. Tutto avviene a livello sensoriale. Il grande turbamento, che noi chiamiamo turbamento base, che avviene nei primissimi momenti della nostra vita, nei primi mesi o nei primissimi anni, è dettato o da un eccessivo appagamento rispetto alle esigenze, o da un carente appagamento, quindi una rigenerazione, una penalizzazione rispetto alle nostre esigenze. Io faccio un esempio così, forse un po' semplicistico. I genitori ti possono o annegare nel latte, troppo latte affettivo, oppure ti possono
essere carenti anche a livello affettivo. In base a cosa? In base alle esigenze di quel momento. Per cui si forma quella che noi definiamo la prima distonia. Io ho scritto un libro che si chiama Il mosaico dell'anima. Ecco, ognuno di noi ha tutto dentro. Ognuno di noi ha le paure, ognuno di noi ha dei complessi, ognuno di noi ha dei rammarichi. Però per formare il nostro mosaico personale, alcune di queste tessere, alcune paure, certo, alcuni complessi, alcuni rammarichi, saranno quelli che contraddistingueranno la tua individualità. Siccome la prima distonia, quindi la prima incongruenza che viene a crearsi, è dettata o dalla percezione di eccessivo appagamento da parte dei genitori o da una percezione di eccessiva rigenerazione, quindi poco appagamento rispetto sempre alle tue esigenze soggettive. Che è difficile anche comprendere in un bambino piccolo. Tant'è certo. vero, noi troviamo adesso le famiglie numerose non sono più così frequenti, però noi troviamo figlioli, fratelli, sorelle che hanno caratteri completamente differenti, pur essendo figli degli stessi genitori e pur essendo vissuti nello stesso ambiente, perché ognuno ha vissuto soggettivamente l'esperienza della sua vita. Allora la prima distonia è la distonia che per tutta la vita tu apparterrai a una distonia base che si chiama, no? Noi definiamo distonia dell'essere o distonia dell'avere. E quindi tu sei un distonico dell'essere o un distonico dell'avere. Allora, quando sei in fase infantile adolescenziale, nella formazione di questo primo grande turbamento, hai vissuto una sensazione di disagio legata a un eccessivo appagamento, allora nella vita adulta, quindi dopo pochi anni, tu cercherai di evitare istintivamente la sofferenza che ti è stata somministrata a causa di questo eccessivo appagamento. Quindi non provare desiderio. E quindi preferirai desiderare piuttosto che possedere, perché è stato allora che un eccessivo possesso affettivo ti ha disturbato. Quindi il sovraccaricare affettivamente su tutti i profili, anche un bambino, come succede adesso in tante famiglie, Fiato che diventa sul collo. Esatto, il fiato sul collo, cioè il bambino accontentato in tutto e per tutto, gli provoca poi una distonia dell'essere nell'età adulta. Sì, è inevitabile. Inevitabile questo. Non esiste, siamo umani. Certo. Quindi Dice situazione diversa. La situazione opposta è quella quando tu hai percepito una carenza, soggettivamente, hai percepito una carenza rispetto alle tue esigenze, allora nella vita cercherai in tutte le maniere di evitare le possibili carenze, quindi il desiderio, preferirai possedere immediatamente, il più possibile, proprio per evitare la paura, inconsciamente ovviamente, la paura di dover desiderare. I distonici dell'essere, soggetti distonici dell'essere e distonici dell'avere hanno comportamenti completamente differenti. Ovviamente non è che il distonico dell'essere non vuole possedere, certo, e non è che il distonico dell'avere non vuole desiderare, però c'è sempre una prevalenza o dell'uno o dell'altro. Io per spiegare questa cosa, la caratteristica dei distonici dell'essere è quello di essere autoattributivi, tendono ad attribuirsi la responsabilità delle cose. Quelli dell'essere. E sono più introversi, più introspettivi. I distonici dell'avere invece sono più eteroattributivi e tendono a essere più propositivi. Naturalmente ci sono non c'è solo il nero e il bianco, ci sono tutte le sfumature possibili. Certo. Quindi tu puoi essere 49%
dell'essere, il 51% dell'avere vale l'avere, però avrai anche comportamenti da essere. I comportamenti dell'avere prevarranno quando il mare della vita tende a ingrossarsi, quando intervengono elementi emotivamente significativi. Allora uno tende a voler di più. Per cercare di spiegare questo, io uso una storiella metaforica. Allora aspetta che la interrompo qua, perché la storiella può essere carina veramente, ma dobbiamo avere il tempo per poterla assimilare bene, quindi pubblicità, pochi minuti, poi siamo con voi.